Eder. Mech. Pallister. Il 9 maggio 2022 veniva contattata l'utenza 0153 riconducibile alla struttura. Affitta camere 2 biondi al fine di verificare se la Resinovic Liliana e il marito Visintin Sebastiano avessero alloggiato presso la predetta struttura. L'accertamento è stato effettuato in quanto all'interno della rubrica telefonica del telefono iPhone XS Max in uso alla donna erano memorizzate le utenze 7018 e 0513 accompagnate dallo pseudonimo di affittacamere 2 biondi. Ed era finalizzato ad escludere un eventuale soggiorno della Resinovic nei giorni successivi alla propria scomparsa. Contattavo la struttura all'utenza fissa 0153 interloquendo con il responsabile. Lo stesso riferiva che avrebbe potuto effettuare la ricerca di chi avesse soggiornato presso la propria struttura inserendo all'interno del database un nominativo oppure un numero telefonico. Successivamente venivo contattato dal responsabile della struttura ricettiva il quale riferiva di aver rilevato solamente la presenza di una fattura emessa in data 29 aprile 2021 a nome di Visintin Sebastiano per una camera doppia per 2 notti. In data 14 maggio, Resinovic Sergio si è presentato da noi dichiarando che la propria moglie Gabriella, nei giorni precedenti, guardando all'interno di una delle scatole che avevano preso tempo addietro, in casa di Liliana, aveva trovato 2 chiavi di serratura. Ciò gli era parso strano ed aveva deciso, pertanto, di portarle in questura specificando che, a suo dire, potevano essere riconducibili o all'appartamento che aveva la sorella Roiano o alla casa di Scala dei Giaggioli. Specificava, anche, di avere la presunzione che, nella scatola, le avesse messe Sebastiano ma, ovviamente, questo era solo un suo pensiero. Effettuavamo una verifica agli indirizzi indicati di via di Roiano numero 2 e Scala dei Giaggioli numero 4. Constatando che nessuna delle 2 chiavi apriva la porta delle 2 ex residenze della Resinovic Liliana. Ad ogni buon fine è stato verificato, con esito negativo, anche l'indirizzo di via Pondares numero 10, ex sede della società podistica Marathon che faceva capo allo Sterpin Claudio. Oggi è il 13 maggio 2022. Mia moglie Gabriella, nei giorni scorsi, guardando dentro una delle scatole che avevamo preso tempo addietro in casa di mia sorella Liliana su autorizzazione di Visintin Sebastiano, ha trovato 2 chiavi. La prima riportante la dicitura RB appesa ad un portachiavi avente un ciondolo raffigurante un'immagine floreale e l'altra, singola, riportante la dicitura Cisa. Ci è parso strano che quelle 2 chiavi fossero in quella scatola ed ho deciso di portarla in questura. Secondo me quelle 2 chiavi potrebbero essere dell'appartamento che aveva mia sorella Roiano ed in Scala dei Giaggioli. Volevo andare io stesso a verificare ma ho preferito portarle in questura affinché lo facessero gli inquirenti. Circa il fatto che fossero in quella scatola posso presumere che le abbia messe Sebastiano ma, ovviamente, è solo un mio pensiero. Ho fatto mente locale se le avessi viste prima ma non mi ricordo di averle mai viste queste chiavi e nemmeno mia moglie. Ieri il grande Fulvio Covalero si è inventato che io abbia falsificato una foto dei nastri che stavano a circondare l'area in cui Liliana era stata spostata dopo il ritrovamento e che avessi scritto al posto della parola vigili urbani polizia. A parte che questo non è vero e quindi vorrei tanto che Covalero mi mandasse questa foto falsificata, ma soprattutto c'è da specificare che se i nastri li abbiano messi i vigili, la polizia, i carabinieri o chi volete voi, la cosa non cambia. Quei nastri devono essere rispettati e non devono essere valicati. I nastri lasciati dai vigili del fuoco o dalle forze dell'ordine indicano generalmente un'area che deve essere evitata per ragioni di sicurezza. Questi nastri possono segnalare zone pericolose, come edifici instabili, aree contaminate o luoghi di indagine. È importante non oltrepassare questi nastri finché non viene dato il permesso ufficiale di farlo, anche nei giorni seguenti. Ignorare questi avvisi può mettere a rischio la tua sicurezza e quella degli altri.
oltre a poter incorrere in sanzioni legali. E invece Covalero di sua iniziativa entrò oltrepassando quel limite invalicabile, facendo sparire la coperta termica con cui era stata coperta Liliana al momento dell'intervento dei soccorsi e in seguito fece proprio sparire i nastri. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.